Operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Carbonia che hanno stroncato un traffico di cocaina tra la Sardegna e l'Olanda. I militari hanno smantellato un'organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti messa in piedi da sardi nei Paesi Bassi. Un centinaio di carabinieri delle compagnie di Carbonia, Nuoro, Lanusei e Cagliari, col supporto dello squadrone riportato Cacciatori di Sardegna, hanno eseguito 6 ordinanze di custodia cautelare firmate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari. In manette è finito Massimo Farrisi, 56 anni di Cagliari, titolare di un circolo privato ritenuto alla base dell'organizzazione. Ai domiciliari invece sono finiti Alexander Kapitonov, 24 anni, pugile russo utilizzato per riscuotere i crediti, Giovanni Piero Falconi, 48 anni di Fonni, Luca Tegas, 29enne di Lanusei, obbligo di dimora per Giacomo Piroddi, 22 anni di Tortolì e Vincenzo Piras, 42 anni di Uta. Uno dei componenti della banda è invece sfuggito alla cattura. Le persone raggiunte dal provvedimento sono accusate a vario titolo dei reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico nazionale e internazionale di sostanze stupefacenti o psicotrope. I particolari dell'operazione, che chiude un'indagine di alcuni anni, sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa dal capitano Lucia Dilio, comandante della compagnia di Carbonia. Secondo quanto accertato dai carabinieri, il gruppo criminale in meno di 2 anni ha importato in Sardegna circa 40 kg di cocaina dall'Olanda. In alcuni casi i carichi sono stati intercettati dai militari, come è accaduto nel 2017 quando vennero sequestrati in 2 distinte occasioni a Sardara e San Sperate 22 kg di cocaina o i 4 kg sequestrati in provincia di Roma. Il sodalizio criminale aveva un giro d'affari di milioni di euro e aveva esteso le sue radici al Sulcis Iglesiente e all'Ogliastra.